24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Dico no ad ogni ipotesi di ticket per accedere a spiagge e altri luoghi pubblici di uso comune, tanto più se proposti da operatori privati, anche se comprendo le motivazioni della provocazione del presidente regionale di Confturismo Marco Michielli. Marino Finozzi, assessore al turismo del Veneto, non nasconde la sua contrarietà all'ipotesi di un balzello per i vacanzieri della domenica. Se la spiaggia è in concessione, il problema non si pone proprio, specie mentre resta aperto il problema di rispondere all'obbligo di gare europee. Quanto a Venezia, penso se ne debba semmai occupare l'amministrazione comunale e non gli imprenditori alberghieri. Tasse universitarie alle stelle in tutti gli atenei veneti con quote fuori legge ben superiori al 20% del fondo ministeriale ricevuto dall'Ateneo. A Padova questa quota è pari al 29,4% e addirittura Venezia Ca' Foscari risulta tra le più care, chiedendo ai propri iscritti il 36%, cifre da capogiro che emergono da un'inchiesta realizzata dall'Unione degli Universitari. Dai 23.000 punti ISEE ai 50.000 punti ISEE c'è stato un aumento lieve, tra virgolette, nel senso che c'è un aumento fino ai 40-50 euro, e sopra i 50.000 punti ISEE c'è stato il vero aumento fino a 200 euro e anche qualcosa in più. Alcuni studenti non ci stanno e minacciano un ricorso al TAR, come è già successo a Pavia, dove il Tribunale amministrativo regionale ha pensato al riequilibrio, ma non tutti gli universitari sono di questo parere. Una fetta di studenti vorrebbe vedere reimpiegati maggiori introiti, magari in servizi aggiuntivi. Alcune liste universitarie vogliono fare ricorso al TAR appunto per la soglia, perché le tasse sono oltre la soglia del 20%. Con la nostra lista che è Ateneo Studenti, non faremo ricorso al TAR perché sostanzialmente riteniamo che in questo periodo qua un aumento a chi ha di più sia non giusto ma opportuno, nel senso che in un periodo di difficoltà come questo chi ha di più è giusto che metta di più all'interno dell'università. Quello che noi chiediamo è che comunque con questi fondi che si hanno, che derivano dall'aumento delle tasse, venga migliorato il livello di servizi, oltre che della didattica, dell'università, dei servizi che l'Università di Padova fornisce. Ci sono alcune carenze che abbiamo anche identificato, per esempio riguardo agli spazi, a alcune aule dove viene fatta didattica, oppure anche aule studio che chiudono a orari alle 5:30 chiudono molto presto, mentre anche a livello europeo tengono aperte anche fino a mezzanotte, anche tutta la notte. Continua la battaglia di Save, la società che gestisce l'aeroporto Marco Polo di Venezia, per il rinnovo del contratto di programma con il governo che blocca le tariffe da 10 anni. Da oggi, infatti, i passeggeri dell'aeroporto che utilizzano il percorso pedonale coperto di collegamento tra l'area della Darsena e l'aerostazione sono direttamente sensibilizzati sulle ripercussioni negative per lo scalo della mancata approvazione del contratto di programma. Per un tratto di circa 400 metri, Save ha infatti rivestito la superficie laterale interna della copertura in plexiglass del tracciato con il disegno del progetto del People Mover, il sistema di trasporto pedonale automatizzato che fa parte di quell'insieme di nuove infrastrutture comprese nel piano di sviluppo del Marco Polo, sulla cui base si fondano il contratto di programma e l'adeguamento delle tariffe aeroportuali. La poderosa avanzata dell'anticiclone nordafricano ha fatto aggiungere l'estate all'improvviso in tutto il Veneto. Ondate di caldo di questo genere in giugno risultano abbastanza frequenti anche nel passato. Analizzando i dati delle stazioni ARPAV degli ultimi 20 anni fino ad oggi, i record di caldo in giugno spettano ancora al 2003 e al 2002, quando si raggiunsero punte massime in Veneto di 37-38 gradi. Questa prima ondata di caldo durerà almeno fino a venerdì, con picchi di temperatura massima che potranno raggiungere il loro culmine tra oggi e domani, fino a punte intorno ai 36-38 gradi nella pianura interna. Da sabato 23 giugno l'arrivo di correnti in quota un po' più fresche di origine atlantica potranno favorire condizioni di maggior variabilità e un'attenuazione del caldo, con temperature che dovrebbero quindi riportarsi su valori più in linea con la media.
24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.